Cosa dire? Straordinaria. Concordo personalmente pienamente al pensiero di Alessio Fatti, in quanto il poeta non è detto che quando scrive una poesia sente l'emozione dentro il cuore, l'impulso di mettere nero su bianco ciò che ha dentro, non è detto che sia una sua esperienza, ma ha un dono che l'altro, senza volerlo, fa al poeta stesso. Riesce a stabilire un contatto, anche se questo altro, tra virgolette, o altri, tra virgolette, non ci si conosce. Intanto il poeta raggiunge menti, raggiunge cuori e scrive in versi. Grazie Alessio. Miti. Stiamo per completare il programma, le ultime 3 poesie. O miti dell'antica Grecia, miti sopra Iris, dia di luciuri arcobaleno. La nostra passione giammastico e attraverso Titano Promoteo s'acchiasta con un fuoco di L'Olimpo per provocare di nuoci ancora più di l'ardore. Attacchi ad un rifugio d'amori di un mostro spammina a testa si l'essenzia e lo fuoco quadia lo corpo mentre da luce 7 colori d'acqua s'aggiungono e la dia Iris trabucca sopra Tia, l'Ubreo e l'Amuri e Dafne e sopra mia la ciampa e la vampa, l'Apollo. O i miti di l'antica Grecia, miti di l'antica Grecia, miti sopra Iris dia di luciuri arcobaleno. Avete inciammato la nostra passione e attraverso il Titano Promoteo s'acchiasto lo fuoco dell'Olimpo per provocare s'armaggio ancora più di l'ardore. Attaglio al rifugio d'amore, spappina d'estasi l'essenza del gusto e lo fuoco qua di al corpo mentre nel cielo s'annunziano 7 colori d'acqua e la dia Iris trabucca sopra te l'Obreo e l'amore di Dafne e sopra mia la ciampa e la vampa d'Apollo.
montagna un rifugio d'amore, sparchina l'essenza del mostro, e lo fuoco che dia un corpo, vence da luce, salgono 7 colori d'acqua, e la dia iris, giunga sopra dia, prego e l'amore di Davide, e sopra me la fiamma e la vampa d'amore. Poi miti l'antica Grecia, poi miti. Adesso incontriamo i versi di Alessio Patti verso, appunto, una civiltà straordinaria come quella greca, una civiltà che ci ha donato tanto, una civiltà che ci ha aiutati a crescere culturalmente e che sicuramente, se di identità siciliana si può parlare, è grazie anche a tante civiltà che hanno avuto il privilegio di abitare o di improfumarsi, come posso dire, di fare anche e senza loro la nostra Sicilia. Quindi uno scambio. Alessio ne parla rispettandone i miti. Grazie Alessio. Allora continuiamo e quasi concludiamo questo percorso di incanto con una meravigliosa poesia. Si colpa c'è e di l'amore. Quando accadono delle cose meravigliose nella vita, quando uno si trova di fronte alla bellezza e all'amore, la colpa non può essere altro che dell'amore. E questo è il racconto di un uomo che ha visto queste cose, ha visto la bellezza, ha visto la donna nella sua vita, ha provato l'amore e poi purtroppo gli si sono spenti gli occhi. E dice questo: Orvo, alla cattia stai, e non mi dico più, tu non senti, non sai che tamo di amori che non si svegli smisurato, mentre mardi in fuoco in talo cuori e ti pisio, ricordo quando caluciare gli occhi come di Madonna vedi la tua faccia. Ora dall'oscuro resti tu, l'unica me vampa, l'occhi petri to, l'unica me luce. O cielo mio, non datti fendere di sta poesia e degli pensieri incotti di lucore, se colpa c'è, e di l'amore, che ha fatto ogni mia parola vento smanioso ed ogni mia carezza spelluccio senza fine. Questa è l'ultima poesia, ma poi ne rimane un'altra che non è mia, ma ho tradotta, e poi vi spiegherò. Intanto lasciamo lo spazio a Maestro Giosuè Sciacca. Orvallato a te stai, per un verduglio tu non sei, non sai che t'amo, in amore che non si sveglia, smisurato, mentre marde il fuoco nel cuore, e ti disi
via la tua faccia. Finora declamate e poi musicate e cantate dai nostri amici presenti. Li voglio ricordare brevemente. Eriono, Giuda, Ammaliami, la Megobò, Fammio, ma io di che? Mica come una bottiglietta. Dio come l'amo, Romeo e Giulietta, Cai scuro, o miti, si curva c'è ed in amori. Signori, sogno una creatura. Poesia è tratta dalla mia esperienza di traslazione dei più grandi poeti, e io ho tradotto in Ugo dagli Dei le più belle poesie da Saffo a Henri De Luca, vedete un po' lo spazio temporale. Avrei potuto prendere molte altre poesie per rappresentare questo racconto, ma credo che questa sia per
che vi farà capire com'è bello riascoltare qualcosa che conosciamo bene come la poesia di Ungaretti nella nostra lingua. A me porta una sensazione fortissima e sono certo che anche voi, tra un istante, sarete d'accordo con me. Sogno una creatura. Guardate tutti questa pietra. Come sta peggio dello San Michele. È così lieta, da così dura, da così secca, a così ostinata, a così completamente senza vita. Come sta peggio è il lume chianto che non si vede. La morte si sconda vivendo. Quando ho letto questa poesia in lingua siciliana, ho capito veramente quello che c'è dentro la nostra lingua, la forza, l'energia incredibile, la musicalità. Sarebbe interessante, utile per capire questo, sentire la poesia in italiano, cantarla in italiano e poi riascoltarla nella nostra lingua. Vi assicuro che non c'è confronto. Come sta peggio dello San Michele, a così gelida, a così dura, a così secca, a così ostinata, a così completamente senza vita. Come sta peggio per un vecchiato che non si vede, che non si come sta peggio per un vecchiato che non si vede, che non si vede. Come sta peggio per un vecchiato che non si vede, che non si vede. La notte si scuda, vivendo
grazie. Dobbiamo finire in qualche modo, no? Alessio non stare dietro. Dobbiamo finire in qualche modo tra un'emozione, tante emozioni, tra tanta passione, anche tra tanto dolore, tra qualche lacrimuccia, ma anche tra qualche sorriso. Desidero unire quello che sento io in questo momento con ognuno di voi e sento che sia giusto e doveroso che l'opera grandiosa di Alessio Patti venga conservata all'interno della letteratura mondiale, perché lui è siciliano straordinario, lui ha dimostrato che la lingua siciliana è un gioiello. Quindi uniamoci tutti in nome dell'opera di Alessio Patti, in nome dei versi, in nome dell'urlo di silenzio, nel silenzio di Alessio Patti, che desidera realizzare un sogno, ritrovare la lingua nostra di ognuno di noi tra di noi. Riparliamo lingua siciliana. Non voglio ripetere, non voglio continuare con le solite, con i soliti ringraziamenti, però veramente io sono oggi straordinariamente commossa per la sensibilità che ancora una volta l'amministrazione comunale di Gravina di Catania ha dimostrato, e penso che da dove si finisce spesso si può ripartire. Quindi grazie veramente all'amministrazione comunale di Gravina, grazie all'assessore Alessio Costa, grazie anche al dottore Rapisarda, Giovanni Mi Pare, perché se mi chiamate Rapisarda, grazie a tutta Gravina. Noi non ci vogliamo perdere di vista, quindi a presto. Ci vediamo presto. Attenzione, mi faccio dimenticare una cosa importante. Abbiamo un dono che è un grande amico di Alessio Patti, un nostro grandissimo amico, vuole donare ad Alessio Patti. Vieni Giovanni, vieni Giovanni. Era un fuori programma, Giovanni, mi dovrei perdonare, ma l'emozione mi ha giocato veramente. Facciamo un applauso alla nostra presentatrice Giuseppe Mauro. Per chi non lo conoscesse, sarete pochissimi sicuri, lui è Giovanni Grasso, il grande poeta Giovanni Grasso. Grande. Io è con grande piacere che questa sera sono qua. Sono stato sempre presente alle manifestazioni di Alessio, tranne alcune per poi il signore non ha voluto. E allora come siete parolini, io non ho niente, ho fatto questa mattina, anzi prima di partire per fare. Poesia in canto, 23 maggio 2019. Tu parolini scritti. Cappa con coraggio, te non lo senti con la vita tua, lo coraggio. Lo dico a tutti, lo dico con coscienza da sposare un po' che secoli, e lo so Valenza. Stavolta sul mio carro, sul suo carro, compro il mio cuore vuole sempre a te vicino, per lodare la tua poesia che non muore mai, anzi è incanto, che canta sempre più. A così, io mi presento per ti dire questo che è la tua strada giusta da fare. Voi per mia, voi per tutte le persone, alla poeta così, sempre non da mai. Grazie. Beh, adesso è finita veramente. Però rimane cosa? Il canto dell'opera di Alessio. E noi lo prendiamo a tutto cuore. Ci dovete promettere che ritornerete e riproporrete. Assessore, posso invitare, vediamo che in questo caso l'assessore Patrizia Costa, che conosciamo a prescindere, è una splendida e bellissima persona, parla proprio per tutta l'amministrazione comunale. Quindi più siete, meglio è per noi. Ci confortate, ci coccolate, quindi che ben venga.
Assessore. Vai dalla camera. Sì, io mi rivolgo a loro perché loro sono magistrati. Cioè, Lo so, ma anch'io voglio registrare. Hai ragione, scusa. Ma il merito veramente va a loro per Giustissimo. la loro preziosa presenza che oggi hanno dato vita, un'emozione, la bellezza, l'amore, hanno declamato, non lo so, Straordinario uno straordinario che non ho parole, veramente voi dovete venire, dovete riproporre questo spettacolo. Ve lo chiedo col cuore perché veramente siete dei veri professionisti, Presidente, veramente Sicilia Cuore Mio deve andare in alto. Grazie. In alto. No, dovete venire in Italia in massa perché hanno bisogno, questi artisti hanno bisogno del nostro calore. Noi forse non riusciamo ad entrare nel loro io perché è un'anima troppo sensibile. Noi siamo troppo terreni, troppo attaccati alla terra, loro sono alti, vedono oltre. E io vi ringrazio veramente di cuore, maestro, veramente lei ci ha incantato con la sua musica, con veramente, non ho parole, seriamente. Giovanni, guardi, allora la responsabile di servizio è molto critico, ma ogni momento mi diceva Patrizia, ma quanto è bello, oggi mi sono arricriato a te, ed è difficile, Grazie. Dopo tutto quello che ha detto l'assessore veramente non ci sono parole. Posso senz'altro dire che stasera è stata una felice sorpresa avere questi artisti qua a Gravina, che Gravina possiamo dire, e lo dico con orgoglio, non dico che è la patria, ma comunque è un luogo dove la musica popolare, la lingua siciliana ha terreno fertile. Non so se voi avete avuto modo di apprezzare negli anni scorsi i nostri spettacoli di musica popolare. Abbiamo realizzato una rassegna di musica popolare invitando grossi artisti della musica popolare proprio per far scoprire alle nuove generazioni quella che è la lingua siciliana, perché non ci dobbiamo dimenticare che la nostra è una lingua, non è un dialetto, anche se purtroppo non è una lingua. Anche se purtroppo non abbiamo riconoscimenti ufficiali, però posso dirvi che sin dal 1989 la nostra regione siciliana ha adottato una legge che impone alle scuole lo studio della lingua siciliana, del dialetto siciliano. Purtroppo, come tantissime leggi che abbiamo in Sicilia, sono rimaste nei cassetti e quindi a volte si stenta. C'è qualche istituto che sta cercando di portare avanti questo progetto proprio dello studio della lingua siciliana, però noi dobbiamo batterci affinché questa legge venga attuata ad onore del popolo siciliano. Io vi ringrazio ancora grazie a tutti e grazie a questi meravigliosi artisti. Grazie.